dovrei intervenire sulle eccezioni che sono state proposte. La prima, se cioè questo collegio è legittimato a esprimersi sulla contumacia del diputato Berlusconi. Vorrei tanto poter dire sì, ma anche io credo poter dirgli avere delle riserve. Forse dovrà essere il collegio che di fatto si dovrà occupare di tutte queste vicende, anche del contumacia, della dichiarazione eventuale di contumacia del diputato Berlusconi. Ci mettiamo ovviamente alla vostra valutazione e alle osservazioni che potrete dare sul punto. Una cosa è certa però, già che hanno parlato del merito anche della contumacia di Berlusconi, dicendo che non può essere dichiarata la contumacia in quanto a lui non è stato notificato, vi permetta di far presente che la signora Brambilla non è una pista di popolo, è sul piano giuridico, sul piano fattuale, sul piano lavorativo, sul piano conoscitivo la segretaria particolare di Berlusconi, e quindi quella che da sempre ha ricevuto è quella che è il punto di riferimento da lui stesso dichiarato giuridicamente e anche lavorativamente, perché è indipendente con questa qualità. E più che metterci una persona lì che da 20 anni che fa questo lavoro per tutte le attività dell'udienza giudiziaria, non mi pare cosa possa fare di più la Procura della Repubblica. L'ha fatto, lo ha notificato anche a un posto sconosciuto per che non ha mai visto nessun altro. Ora, non bisogna neanche offendere l'intelligenza di chi sta qua dentro, dicendo che Arcole non è un posto dove Berlusconi ha una dimora. Lo sanno pure chiederlo. Se abbiamo il giornale di oggi, sta in riposo all'altro. Oggi, il giornale di oggi, questo. Allora dire che non mi è valida la notifica perché gliel'hanno fatta l'altro, che è un nuovo sconosciuto, a me pare anche un po' offendere l'intelligenza della anche una presentita. Terzo, ma comunque sono stati avvisati i suoi due difensori. Cioè voglio dire qui, se c'è qualcosa da discutere è l'eccesso di notifica, non il difetto. Allora, perché io voglio dire, e chiudo, valuti il tribunale e mi rimetto alla saggezza del tribunale nell'individuare se da subito può decidere sulla contumacia di Berlusconi. Certamente come parte civile magari potesse darci una formalizzazione giuridica sul fatto che non possa fare. Una cosa è certa, questo tribunale o altro tribunale non deve essersi, si deve far prendere la mano da un formalismo che supera